Oltre 30 vittime, danni molto forti all'isola di Sant'Elia, incluso anche lo stadio Pierluigi Penzo. Penso che sia l'ultima vicenda come stragi di civili più drammatica. 36 morti, 500 feriti, 5 miliardi di lire di danni equivalenti oggi a quasi 46 milioni e mezzo di euro. È l'11 settembre del 1970 quando un tornado partito dai Colli Euganei nei pressi di Teolo raggiunge la laguna di Venezia colpendo con straordinaria violenza a Sant'Elena. È stato un giorno drammatico, sconvolgente per tutta la città. Classificato, etichettato come una tromba d'aria, in realtà è stato un tornado F4 di proporzioni che quindi è riuscito a inabissare un vaporetto, ed è un evento che ancora oggi è rimasto particolarmente radicato nella memoria collettiva della città. Su quel vaporetto, sollevato dalla forza del vento e ribaltato in acqua, morirono 21 persone. Il tornado arrivò poi in 2 campeggi a Fusina e Casavio, provocando altri 13 morti e centinaia di feriti. Queste immagini sono state girate nei giorni successivi al tornado da Antonio detto Nino Todeschini con la sua cinepresa 8 mm. Questo film è rimasto in una soffitta fino al 2023 e poi condiviso dalla nipote Maria, che ha aderito a Riprese, un progetto in collaborazione con l'Università di Venezia che dal 2013 recupera gratuitamente i vecchi filmati amatoriali veneziani. Per diversi, l'11 settembre rimane l'anniversario del bombardamento del Palacio de la Moneda, il colpo di stato militare che in Cile rovesciò il governo di Salvador Allende, dando il via a 16 anni di dittatura di Augusto Pinochet. Per ancora più persone è la data degli attentati terroristici con 2 aerei dirottati contro le Torri Gemelle di New York, dove morirono quasi 3.000 persone. L'11 settembre di Venezia appare invece oggi una data dimenticata nei calendari delle manifestazioni istituzionali. Evidentemente questa città ha delle memorie pubbliche collettive radicate e delle memorie istituzionali molto più deboli. Credo che sia un'inadempienza non essere oggi a Sant'Elena davanti al cippo che ricorda le vittime del tornado, con un segno forte istituzionale da parte dell'amministrazione, non solo comunale ma anche delle istituzioni. Marco Borghi, presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, si è recato con altri rappresentanti dell'ente a deporre un mazzo di fiori e dedicare un pensiero alle vittime di un enorme dramma, una strage che ha segnato profondamente Venezia e non può e non deve essere dimenticata.